Una lista a sostegno del candidato Mario Conte a Treviso con i nomi di Luca Zaia e Giancarlo Gentilini. Il governatore lavora a riavvicinamento dello sceriffo, giorni decisivi per il governatore, l'accordo è fondamentale. A Quinto centinaia di giovani per l'ultimo saluto al 23enne morto uscendo di strada con l'auto poco lontano da casa. Il ricordo di Andrea Vanin nelle parole commosse degli amici. Terzo colpo in un anno a Paesi in un negozio di bici, razzia da 50.000 euro, i titolari un incubo, non sappiamo più come difenderci. Ancora un automobilista in manovra in quella che dovrebbe essere una piazza pedonalizzata, a Santa Maria dei Battuti distrutta una fioriera. Prima la beffa del procedimento disciplinare da parte della scuola, ora per il professore di Paese picchiato dal padre di un alunno arriva la denuncia da parte della famiglia del ragazzo. Presentato a Treviso il libro CD Santa Bronx di Alberto Dubito, poeta e musicista scomparso a soli 20 anni, sguardo sulle periferie, quelle della città e quelle del cuore. 17 marzo, giornata dell'unità nazionale e del tricolore, ma in pochi alle nostre domande hanno saputo rispondere sulla festività che si celebrava oggi. La rubrica del sabato dedicata ai vostri oggetti legati alla Grande Guerra. Questa sera vi chiediamo di aiutarci a trovare i nipoti del Fante che ha perso in trincea il suo libro di preghiere. Spettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, cioè la politica in primo piano, meglio le elezioni amministrative di Treviso, perché nel centrodestra è sempre più concreta l'idea di una superlista di Zaia e Gentilini, così il governatore farebbe rientrare lo sceriffo che gran parte della base però leghista non vuole, ma proprio Zaia oggi da Longarone, dove si trovava per la fiera Agrimont, conferma accordo a tutti i costi. Si limita a dire ho risposto presente, ma lo sforzo che Luca Zaia sta compiendo per riportare Giancarlo Gentilini nello schieramento del centrodestra, che alle elezioni di maggio sosterrà a Treviso la candidatura di Mario Conte, va ben oltre. È pronto ad accoglierlo nella sua lista. Squadre toniche in grado di vincere sfide importanti, queste la Lega sta cercando di mettere in campo, dice Zaia, nel capoluogo della Marca e a Vicenza. E una Lega senza lo sceriffo il governatore non sa immaginarla. Con Gentilini mi lega un rapporto di stima e a lui dobbiamo riconoscere anche che se la Lega è Lega è anche in merito anche di amministratori, di grandi amministratori come lo è stato lui e sindaco Gobbo poi successivamente su Treviso. Dico semplicemente che io sono a disposizione, ho risposto presente, penso che insomma, prima di parlare di divorzio è bene tentarle tutte, andare anche dallo psicoterapeuta. Per gran parte della base del Carroccio trevigiano, Gentilini e i suoi fedelissimi erano ormai un capitolo chiuso. Inutile dire che la mediazione del governatore e l'ipotesi della superlista Zaia-Gentilini rovescia nuovamente le carte in tavola. I bene informati lo danno addirittura disposto a far correre lo sceriffo come capolista. Questo è buttare tanto in là il discorso, dico che è fondamentale trovare un accordo e Gentilini per me è leghista e resta leghista. La settimana che si apre potrebbe essere decisiva. Il segretario nazionale Gian Antonio D'Arè è pronto a incontrare Gentilini nei prossimi giorni. Lo sceriffo dal canto suo legge le notizie che escono e aspetta. Un faccia a faccia ancora non c'è stato, ma i numeri lo suggeriscono. In città Gentilini potrebbe ancora muovere circa il 10% dei voti, che potrebbero rivelarsi fondamentali, soprattutto in caso di ballottaggio. Questa è la strategia del centrodestra. Intanto Giovanni Manildo, nell'attesa che la campagna elettorale entri nel vivo con l'iniziativa prevista sabato 24 a 17 al campo sportivo di Sant'Angelo, dove avvierà la campagna elettorale, affida a Facebook un appello rivolto a tutti i trevigiani che hanno a cuore Treviso. Ogni impresa giocata insieme diventa possibile, scrive il sindaco, invitando i cittadini a scendere in campo per il secondo tempo, come lo chiama lui, per continuare rilanciando a prenderci cura della città. Manildo ripercorre le tappe del cammino amministrativo dal 2013 al 2018, ora c'è da giocare il secondo tempo di questa magnifica partita e io, continuando ancora nel suo appello, vi chiedo di schierarvi al mio fianco. Ho bisogno di tutte le energie di tutti voi che amate Treviso per portare a compimento e rilanciare con persone nuove quel cambiamento che fino a 5 anni fa ci sembrava impossibile. Questo è l'avvicinamento a quello che poi accadrà il 24 con il lancio della campagna elettorale in un campo di calcio a Sant'Angelo. Dal centro-sinistra ai grillini, i grillini che proprio a ridosso delle elezioni, sappiamo che uno dei candidati sindaco del Movimento 5 Stelle è Domenico Lo Sappio del Movimento 5 Stelle, il movimento però perde un'attivista storica proprio a ridosso delle elezioni, un'attivista da 11 anni nel movimento,
movimento. Demoralizzata, dice, per la poca chiarezza all'interno del movimento. Sentiamola. Se vogliamo veramente progredire, paradossalmente dobbiamo tornare alle origini ed essere veramente promotori di questo cambiamento. Insomma, è la base, gli attivisti, che devono essere il fulcro del Movimento 5 Stelle. Si chiude così il lungo post con cui la storica attivista del Movimento di Treviso, Anita Boncelli, pedagogista, annuncia che non si candiderà nella tornata di maggio per le comunali, in cui il partito schiera Domenico Lo Sappio. Lei, che con entusiasmo aveva corso al fianco di David Borrelli nel 2008 e di Alessandro Gnocchi nel 2013, entrambi tra l'altro usciti dal movimento, ha deciso di dire stop. A gennaio aveva chiesto di annullare e rifare le parlamentarie. Pur essendosi iscritta, il suo nome nella piattaforma Rousseau non compariva. Ma questo episodio, dice, non c'entra con la scelta di fermarsi. Credo proprio che la scelta di non candidarmi per le amministrative dipenda da dei fatti che sono accaduti internamente e che mi hanno portato a fare questo tipo di decisione. Le mie scelte di adesso sono delle scelte motivate proprio per anche alcuni punti del programma che hanno riguardato il meetup di Treviso, alcune scelte per esempio su fare o non fare dei comunicati stampa, su seguire o meno determinate linee guida, diciamo. Di sicuro la mancanza di chiarezza sul caso parlamentare ha aperto uno squarcio e demoralizzato molti attivisti, scrive su Facebook Avoncelli, che non hanno ricevuto spiegazioni in merito. Dove è finito, si chiede, il contatto diretto? Se a questo si aggiungono le divergenze con il gruppo storico cittadino, ecco la decisione di lasciare. Quanto al ruolo del movimento a livello nazionale, si limita a dire: sicuramente potrà essere una novità e vedremo che quello che succederà nei prossimi giorni e soprattutto nei prossimi mesi. Dalla politica, dalle amministrative alle politiche, perché la Lega Nord incassa un altro parlamentare veneto, è Giuseppe Paolin, 51 anni, di Possagno, che è il nuovo eletto della Lega Nord alla Camera dei Deputati. Questo per effetto dei riconteggi delle elezioni politiche del 4 marzo. 12 giorni dopo lo scrutinio, infatti, in sede di Cassazione è stato appurato che il miglior risultato di Fratelli d'Italia l'aveva fatto un candidato calabrese. Abbiamo raccontato questa vicenda nel nostro telegiornale del Veneto, uno spostamento di voti da Forza Italia a Fratelli d'Italia. Così è stato tolto il seggio che era del bellunese Luca De Carlo, il sindaco di Calalzo di Cadore, e il seggio tolto a Fratelli d'Italia in Veneto nel collegio Belluno Treviso è andato alla Lega, e appunto l'eletto è Giuseppe Paolin, 51enne di Possagno, che è il 33esimo eletto veneto del Carroccio al Parlamento, davvero l'Amplen del Carroccio. Lasciamo la politica adesso. Stamane il cordoglio per l'addio all'ultima giovane vittima della strage sulle strade. In centinaia questa mattina hanno affollato la chiesa di San Giorgio a Quinto per l'ultimo saluto ad Andrea Vanin, morto lunedì notte nel terribile schianto in via Monsignor Tognana a Santa Cristina. L'intera comunità, famiglie, adulti, ma soprattutto tantissimi ragazzi si sono stretti a mamma Paola e papà Stefano nel momento del dolore più grande. Andrea aveva solo 23 anni, un carattere allegro e solare e moltissimi amici che oggi in chiesa hanno ripercorso i momenti di questa giovane vita spezzata all'improvviso. L'esuberanza da bambino, la voglia poi di stare sempre in compagnia quando è cresciuto. Anche quella maledetta sera Andrea l'aveva trascorsa con gli amici di sempre, al bar dove la compagnia amava ritrovarsi dopo il lavoro. Aveva appena trovato un posto sicuro Andrea, che tutti apprezzavano per la grande generosità. E così sono stati ricordati momenti allegri vissuti con gli amici. Il lavoro poi non ti ha cambiato per niente. Come dimenticare il tuo primo stipendio, bruciato in mezz'ora perché offrivi da bere a chiunque. I genitori non riescono a darsi pace, gli amici cercano di farsi coraggio ripercorrendo tutti i bei momenti vissuti insieme, raccolti in un grande collage di foto, le gite al mare, le feste, le cene, lo sport, momenti di felicità destinati a rivivere solo nel cuore delle persone che gli hanno voluto bene. Purtroppo non potremo mai cancellare quella maledetta notte che ti ha portato via, ma continuerai a vivere nei nostri ricordi. Grazie per tutti i momenti passati insieme, non li dimenticheremo mai. Ciao Andrea.
E purtroppo, come sappiamo e come poi è stato appurato dalla ricostruzione della dinamica, il 23enne Andrea Vanin non indossava le cinture di sicurezza al momento dell'incidente, cinture che sono state invece provvidenziali questa notte per salvare la vita al conducente di una vettura uscita di strada a Cavaso del Tomba. Erano da poco passate le 2 quando l'auto fuori controllo è andata a schiantarsi contro la parete di bancali di una azienda. Soccorso dalla sanitaria del 118 dei Vigili del Fuoco, il conducente se l'è cavata riportando ferite non gravi proprio grazie alle cinture di sicurezza. Resta alta la polemica, torniamo a Treviso dopo il rogo appiccato in cella da un giovane detenuto del carcere minorile. In merito è inutile dire che siamo arrivati all'apice, non c'è più nessuna forma di rispetto, non c'è niente, tanto alla fine ci stanno solo garanzie. Nel momento in cui la persona delinque è sicuro di avere garanzie, quindi io non so dove vogliamo arrivare. Lo sconcerto resta forte, così come la solidarietà fra gli agenti. Da chi ogni giorno pattuglia le strade a chi ha chiamato la sorveglianza delle celle. Quanto accaduto 2 notti fa nel carcere minorile di Treviso deve imporre una svolta. Lo dice il SAP, il sindacato della polizia penitenziaria, e lo ribadisce il COISP. Sia noi che stiamo in strada per metterli dentro non riusciamo, perché ieri c'era una volante sola, mi sembra, non ricordo bene. In carcere c'è sta pochissimo personale che può gestire tutte le persone, poi si lamentano dei pochi carceri, ma li chiudono, non assumono personale. Dove vogliamo arrivare? A far delinquere sempre di più le persone? Una media di presenze superiore alla capienza e 41 eventi critici in un anno tra atti di autolesionismo, azioni violente e infrazioni. Si spiega anche così lo stato di tensione nel carcere minorile di Treviso, ritornato in primo piano dopo il rogo appiccato da un detenuto di 16 anni 2 notti fa e che ha fatto temere il peggio. Siamo sempre più sotto scacco, ci ha detto un agente di polizia penitenziaria che vuole restare anonimo. La situazione sta diventando insostenibile per chi ci lavora. C'era anche lui quando il 16enne straniero, detenuto per spaccio e furto, ha dato il via alla rivolta soltanto perché l'agente di servizio si stava apprestando a spegnere luci e televisori come da regolamento. Il 16enne ha iniziato a inveire e a insultare il poliziotto tra le risate degli altri. Poi, di fronte alla calma dell'uomo, ha cominciato a dare fuoco a carta, lenzuola, coperte e materassi dentro la cella. Il fumo denso ha invaso la sezione, tanto da rendere necessario far uscire tutti i detenuti dalle celle e farli dormire in palestra. Un dramma sfiorato. Ora, ribadisce il SAPE, bisogna che il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità invii immediatamente almeno 20 unità di polizia penitenziaria per fronteggiare la grave carenza di organico del reparto. Se in pratica in un settore minorile succede una cosa del genere, vuol dire che c'è sta un problema a monte. Bisognerebbe riuscire a gestire bene dentro. La tutela delle forze dell'ordine deve essere messa in primis dallo Stato. Non c'è pace per Piazza Santa Maria dei Battuti, un'altra fioriera distrutta, come vediamo nelle immagini, fra pochissimo, poco dopo le 18, a causa della manovra di una donna alla guida di un Audi. Ma quanto sembra appunto una donna, una residente del posto, stava facendo manovra per uscire dall'area, ma a quanto sembra, invece di uscire per via San Leonardo, come avrebbe dovuto, ha utilizzato l'area pedonale dove il transito, come sappiamo, è vietato, e nella manovra ha urtato la fioriera e l'ha distrutta, come vediamo nelle immagini. Sul posto per i rilevi la polizia locale. È la seconda volta che accade. Poco più di un mese fa era toccato a un uomo alla guida di un furgone. Residenti e commercianti lamentano da tempo che il divieto di transito nell'area pedonalizzata sia in realtà più volte violato ogni giorno, ed questo episodio lo conferma purtroppo. Adesso a Paese con l'ennesima razzia per un negozio di bici costose, i titolari sono davvero amareggiati. Non sappiamo più come difenderci di fronte a questi malviventi. Raid notturno lungo la Feltrina, terzo colpo in un anno alla Cicli dal Ziglio. La banda è riuscita in pochi minuti a rubare 22 biciclette di grande pregio. Il valore del bottino sfiora i 50.000 euro. Sono entrati dalla proprietà adiacente sul retro per non destare sospetti dalla via Feltrina. Davvero non si fermano di fronte a nulla, anche questa volta hanno attraversato proprietà private, hanno rotto un cancello elettrico, sfondato la nostra porta, illuso il sistema d'allarme. Appena entrati nel magazzino hanno neutralizzato il sistema d'allarme, nemmeno il fumogeno è servito per fermarli. Anche l'impianto fumogeno comunque non è bastato di fronte alla violenza di queste persone. Siamo bersagliati, ci ha detto Marco Dal Ziglio, titolare della ditta. Per riuscire a compiere un furto in tempi così rapidi erano almeno in 5 o 6. Noi presumiamo siano state almeno 5 persone. Comunque una banda molto organizzata
perché hanno studiato a tavolino questo furto. Professionisti in grado di rivendere le 2 ruote in qualche paese all'estero, malviventi che stranamente sanno quando colpire. Abbiamo il negozio molto fornito perché partiamo per la stagione e fatalità, avevamo anche delle bici da consegnare molto importanti e sembra lo sapessero, insomma. Restiamo a Paese, una nuova tegola, cambiamo argomento, una nuova tegola per, lo ricorderete, il professore che è finito agli onori della cronaca anche a livello nazionale per essere stato picchiato dal padre di un suo alunno. Mio figlio da quel giorno non dorme più, è in preda agli incubi. Con questa motivazione il genitore che a dicembre ha schiaffeggiato un professore delle scuole medie Casteller di Paese è partito al contrattacco facendo presentare dal suo avvocato un esposto in procura contro l'insegnante. Il caso aveva indignato l'opinione pubblica trevigiana e nazionale. Per un rimprovero il professore di matematica Giuseppe Falsone, da 8 anni in servizio a Paese, si ritrovò di fronte padre e fratello maggiore dell'alunno che lo malmenarono, finendo lui stesso sotto procedimento disciplinare da parte della scuola, poi ritirato in seguito alla lettera che Falsone inviò al ministro Fedeli per denunciare il paradosso. Ora la famiglia del ragazzo, di origini rom, accusa Falsone di non essersi limitato ad accompagnare l'allievo fuori dalla classe, ma di avergli dato 4 o 5 spinte approfittando del fatto che nessuno poteva vederlo, visto che tutti erano giù per la ricreazione, e ha fatto depositare una querela in cui si chiede alla magistratura di verificare eventuali responsabilità del professore. Rapporto, come si può dire, si direbbe ai ferri corti tra il prefetto di Treviso e il sindaco di Santa Lucia di Piave. Vediamo perché. Scrivere di getto potrebbe essere pericoloso. Rifletto, ho già segnato tutti i punti, scriverò quello che penso di scrivere, lo sottoporrò ai dei legali che mi diranno questo va bene, questo non va bene. Qualche giorno di riflessione per rispondere nel modo più adeguato. Così Riccardo Szumski, sindaco di Santa Lucia di Piave, destinatario del richiamo da parte del prefetto di Treviso, diffidato perché non conforme al comportamento che ogni sindaco, in quanto figura istituzionale, dovrebbe tenere nei confronti dello Stato. Se ho offeso non è mio stile, quindi chiedo scusa delle offese, ma nella sostanza la mia posizione è nota, è documentata. Posizione notoriamente critica nei confronti dello Stato, espressa dal sindaco in più occasioni, con dichiarazioni e interventi sui social, ma anche mediante forme di protesta platealmente esibite, come la bandiera gigante del Veneto issata sulla facciata del municipio o come l'ormai consueta fascia giallo-rossa al posto di quella tricolore indossata nel corso delle manifestazioni ufficiali. Che abbia o no una fascia, sono il sindaco perché mi hanno eletto i cittadini e non mi ha nominato nessuno. I cittadini che mi hanno eletto perché io li tuteli. Le leggi dello Stato sono sempre state rispettate dal mio comune, aggiunge Szumski, ma io non posso far finta di niente e nascondere quello che penso. Potrei produrre centinaia di delibere fatte in questi anni che sono in amministrazione, che evidenziano le criticità e le ingiustizie che subisce la mia comunità come moltissime altre. Credo che i miei comportamenti siano stati lineari. E in attesa di spedire la sua risposta, il sindaco di Santa Lucia si consola con l'appoggio dei cittadini. Vorrebbero organizzare una manifestazione a mio sostegno, che non c'è nulla da sostenere. Stefoni. Parleremo di tricolore, ma subito dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso, oggi 17 marzo, la giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera. È istituita questa festa nel 2012 durante i festeggiamenti per il 150° anniversario dell'unità d'Italia, ma sono pochi i trevigiani che abbiamo interpellato oggi che lo sapevano. 17 marzo? No, niente, non ho assolutamente... Sinceramente no, il 19 sì. Oggi 17 marzo no, no, non mi ricordo. Lo sapevo fino a ieri sera. Hai 5 secondi. 1, però oggi 2, cosa 3, si festeggia? 4, 5, via. No, perché se è una festa no. no, ti prego, sono impossibilitata. No, mi metti in imbarazzo, non lo so. Ma non sa quasi nessuno, a dire il vero. Infatti non lo so nemmeno io. Ma non lo so proprio, mi dispiace. Ma il 17 marzo... solo il compleanno di mio cugino.
Non ho la minima idea, proprio zero. Me lo dice lei, gentilmente? Oggi è la festa nazionale dell'unità d'Italia del tricolore. Ah, caspita, allora è importantissimo. Abbiamo fatto una bella figuraccia, insomma. Ah, quella che è partito da Reggio Emilia nel 1800 e qualcosa. Il 17 marzo. L'unità d'Italia? È l'unità d'Italia. Vedete? Qualcosa che poi non si è mai realizzato. Non sa nessuno. Mi dispiace, ma... Spero di non essere l'unico ignorante di Treviso, insomma. Ecco. Bene, bene, non lo sapevo. Siamo stranieri noi. Sì. La rabbia e la speranza di una generazione, poesia e musica insieme per raccontare la periferia del cuore nel CD-book Santa Bronx, che è stato presentato ieri sera a Treviso. Poesia e musica per raccontare la periferia, quella fisica e quella del cuore. Si intitola Santa Bronx, richiamando il nome del quartiere trevigiano di Santa Bona, il CD-book di Alberto Dubito, pseudonimo di Alberto Feltrin, giovane poeta morto da appena 20 anni, e dei Disturbati dalla Quiete, duo che appena sedicenne aveva messo in piede con Davide Tantulli. Accade ai Ricchi la presentazione del lavoro, curato da Tantulli e da Lello Voce, con illustrazioni di Claudio Calia, prima uscita della nuova collana di Squilibri, il canzoniere. Ascoltare questo disco significa ascoltare qualcosa di molto diverso dai normali dischi di rap, come si dice in 16 barre, tutto molto più profondo, molto più raffinato, la musica, le parole, e c'è il tentativo di questo ragazzo così giovane di scalare tanto nella sua realtà trevigiana quanto nelle grandi metropoli in cui si era recato, Roma, Milano, le condizioni, le situazioni, i sentimenti di vita di quella che lui chiamava una generazione di pentole a pressione. La generazione dei 25 anni di oggi, diventati uomini e donne in piena crisi economica. Periferia che hai dentro, che hanno dentro spesso tanti nostri giovani, la periferia che ci impedisce di avere una direzione, di orientarci. Questa periferia esistenziale è la condizione, la cifra del lavoro e dell'arte di Alberto, e in cui il compito di questo giovane poeta era quello un po' di fare l'esploratore per i suoi coetanei, immaginare con le sue parole una via di fuga che permettesse di ritrovare un senso a una vita che spesso in queste periferie che disorientano, che non hanno più neanche le indicazioni per poter raggiungere il centro, è difficile trovare. È sabato, oggi è il giorno della nostra consueta rubrica sugli oggetti legati alla Grande Guerra, e questa sera vi chiediamo di aiutarci a trovare i nipoti del Fante che ha perso in trincea il suo libro di preghiere. Libro di Coccolo Sante, di Antonio e di Bergamo Maria, del comune di Portogruaro, mandamento di Portogruaro, provincia di Venezia. Inizia così la storia di questo libricino, una storia di fede, sicuramente di paura per la morte, ma sicuramente di guerra, della Grande Guerra, perché questo libro è rimasto in trincea quando il proprietario è andato all'assalto del nemico. Per ricordo da quella povera famiglia, gennaio 1917, soldato 123esimo reggimento fanteria, quinta compagnia, quarta compagnia zona di guerra, trovato in operazione in guerra 1914-18. Un nome, Sante Coccolo, che sarebbe scomparso nei 1000 rivoli del conflitto che infiammò il mondo intero se una mano buona non avesse raccolto il suo libretto, ma soprattutto segnato nelle pagine la testimonianza della sua presenza. Questa Cis Virginia era proprio da Bezzeca e probabilmente l'ha ritrovato, questo povero soldato l'ha perso. Una storia dimenticata che rivive grazie alla passione di chi come Gianni Tronchin cerca negli oggetti del passato quei segni che ci devono far riflettere per non sbagliare nel futuro. Ci insegna che questa persona che l'ha ritrovato ha voluto dare un nome, ha voluto dare un segno, ha voluto dare un qualcosa che rimanga nel tempo. Bazzecca è un borgo trentino a nord-ovest del lago di Garda, dove combatterono i fanti abruzzesi del 123esimo battaglione Chieti, molti dei quali ora riposano nel sacrario del Monte Grappa. Ma Sante Coccolo in guerra ci arrivò da Portogruaro. Sono riuscito a capire che era di Gruaro ed era nella lista di leva del 1875. Mi piacerebbe sapere se qualche nipote avesse avuto conoscenza di questo suo nonno
che ha fatto questa guerra. Il nostro viaggio continuerà come sempre nelle prossime settimane. Vi lascio adesso alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Sarà una domenica caratterizzata dalla pioggia sulle nostre regioni. Vediamo nel dettaglio la situazione del 18 marzo. Sul Veneto tempo spiccatamente instabile, molte nubi e deboli fenomeni a carattere sparso, possibili un po' ovunque, generalmente comunque deboli. Lieve miglioramento entro la nottata. Le temperature risulteranno essere in aumento, le minime saranno comprese tra 3 e 6 gradi, massime invece oscillanti tra 7 e 9 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Cielo molto nuvoloso con qualche debole piovasco sparso, specie al mattino, ma in cessazione col passare delle ore. Sole sul Triestino. Temperature minime tra 3 e 5 gradi, massime tra 7 e 11 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere nevoso, ma migliorerà comunque entro la nottata. Temperature minime intorno ai 5 gradi, valori massimi sui 9 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.